È passato un anno da quel 3 luglio 2022, quando poco dopo le 13:45 il crollo di un seracco del ghiacciaio sulla Marmolada causò la morte di 11 alpinisti, di cui 7 del Vicentino. Un dolore immutato per i familiari delle vittime, ricorda Andrea, fratello di Filippo Bari, il 27enne di Isola Vicentina che in Marmolada perse la vita. Mi sembra che sia passato un giorno solo, nel senso che ancora non ti rendi conto di come le sensazioni che provi siano le stesse di un anno fa. Una foto, quell'ultimo selfie di Filippo, il suo sorriso, alle spalle la montagna che di lì a poco lo avrebbe travolto, divenne il simbolo della tragedia. Gli direi che mi manca un sacco e che avrei bisogno di parlare con lui, anche solo 5 minuti. Di pochi giorni fa l'archiviazione dell'inchiesta sulla tragedia, il GIP del Tribunale di Trento ha condiviso le motivazioni della procura e dei periti tecnici, secondo cui l'evento non era prevedibile. Io da un lato mi sento anche sollevato, ma parlo anche a nome della mia famiglia in generale, perché crediamo che comunque non ci sia mai stato un motivo per procedere dal punto di vista legale, perché comunque la tragedia è stata una casualità. Tra oggi e lunedì si svolgeranno tra Cannazei e Passofedaia le commemorazioni per le vittime, cui parteciperanno anche alcuni parenti e le amministrazioni, tra cui i familiari di Niccolò Zavatta, di Barbarano Mossano, 22 anni, il più giovane degli alpinisti travolti. Lunedì mattina la messa e la deposizione di una targa. Saremo presenti nella cerimonia di ricordo e commemorazione delle vittime, in quel di Cannazei, lunedì mattina alla messa organizzata e come vicinanza alla famiglia, a tutti i conoscenti, agli amici di Niccolò Zavatta.